C'era una volta, non molto tempo fa, in un angolo soleggiato della Sicilia, una ragazza di 18 anni di nome Sofia. Sofia aveva un bel sorriso, occhi pieni di sogni, ma spesso li nascondeva. La sua pelle era grassa, con quei brufoli testardi che sembravano spuntare nei momenti peggiori. Questo la rendeva triste e incredibilmente timida. Non usciva senza uno spesso strato di trucco. Si sentiva intrappolata. Un pomeriggio caldo, seduta all'ombra di un vecchio ulivo, la nonna notò la sua tristezza. La nonna, con occhi saggi e gentili, parlò di una semplice, antica crema siciliana, una ricetta tramandata di generazione in generazione. Sofia, dopo tanti prodotti moderni falliti, fu scettica, ma la voce calma della nonna le diede un barlume di speranza. Decise di provarla e promise di usarla ogni sera per 30 giorni. La prima notte la crema non sembrò magica. Era semplice e rustica, odorava di terra e di limone. Ma Sofia era determinata. Ogni sera seguiva il rituale: detergere delicatamente il viso e poi applicare la crema con movimenti lenti. Dopo una settimana piccoli cambiamenti, dopo 15 giorni meno rossore, la pelle meno lucida. Alla fine dei 30 giorni una trasformazione. La pelle era più pulita, liscia e luminosa. Sofia sorrise al suo riflesso. Non era perfetta, ma si sentiva felice e più sicura. Questa storia apre la porta alla nostra ricetta: pazienza e cura naturale. Iniziamo il nostro viaggio parlando degli ingredienti, uno per uno, proprio come la mia nonna me li avrebbe spiegati. Ognuno ha il suo ruolo speciale e il suo piccolo segreto da condividere con la nostra pelle. Il primo, e forse più sorprendente ingrediente, è il guscio di mandorla. Potreste pensarlo come scarto, ma nella tradizione siciliana nulla del raccolto si sprecava. Essiccati e macinati finissimi diventano un esfoliante naturale. Una scopa delicata che spazza via il vecchio per far posto al nuovo. La pelle grassa e mista accumula più cellule morte che, mescolandosi al sebo, ostruiscono i pori causando punti neri e brufoli. La polvere deve essere sottilissima, simile alla farina, così lucida la pelle invece di graffiarla, mantenendo i pori puliti. Questa lucidatura stimola la microcircolazione: più ossigeno, più nutrienti e un incarnato più sano. Immaginate un mandorleto a fine estate. I gusci, secchi e fragili, si sbriciolano. È l'essenza che vogliamo catturare. Usando questo umile ingrediente, ci connettiamo alla tradizione e a un ciclo naturale di ingegno. Nella nostra crema, i gusci non sono solo esfolianti, sono un pezzo di paesaggio siciliano, un promemoria della forza delle cose semplici. Puliscono fisicamente la superficie, preparando la pelle a ricevere i benefici degli altri ingredienti. È semplice ma efficace. Ora, il simbolo luminoso della Sicilia ci aspetta: il limone. Il prossimo protagonista è il limone, simbolo della Sicilia, giallo e brillante sotto il sole. Ne usiamo poco, ma il suo impatto è notevole. Vitamina C, potente antiossidante. Proteggono le cellule dai danni di inquinamento e stress che spengono la pelle. L'acido citrico è un AHA. Aiuta a sciogliere la colla tra le cellule morte, rivelando pelle più nuova e luminosa. Schiarisce gradualmente le discromie e rende il tono più uniforme. Ha proprietà astringenti, pori meno visibili e controllo della lucidità. Ma è potente, usiamone poco e soprattutto evitiamo il sole dopo l'uso. Quel piccolo spruzzo dona freschezza, purifica e tonifica, un tocco di sole da trattare con rispetto. Pausa. Ora l'amido di mais, una polvere semplice e setosa, silenzioso lavoratore della nostra ricetta. Assorbe l'olio in eccesso come una piccola spugna, regalando un effetto opacizzante leggero. È finissimo e non ostruisce i pori. Controlla il sebo senza soffocare la pelle. Agisce da addensante naturale, unendo liquidi e solidi in una pasta liscia e piacevole al tatto. È morbido, fresco, quasi setoso. Calma e controlla la lucidità, bilanciando gusci e limone. Così il prodotto finale è efficace e rassicurante, purifica e lenisce. Manca l'ultimo pilastro:
la pulizia pura del sapone di Marsiglia. Sezione 5. Il quarto pilastro, la Pure Cleanse del sapone di Marsiglia. Un classico del Mediterraneo, simbolo di purezza e tradizione. Vero sapone di Marsiglia. Pochi ingredienti naturali, tipicamente oli vegetali come l'olio d'oliva. Da secoli apprezzato, pulisce a fondo con delicatezza. Nella nostra ricetta, una piccola quantità grattugiata si scioglie creando una base cremosa. Aiuta a sciogliere sporco, sebo in eccesso e impurità che si accumulano. Il valore sta anche in ciò che non contiene: detergenti sintetici, profumi artificiali, sostanze aggressive. Evita di danneggiare la barriera della pelle, riducendo irritazione e rimbalzo di sebo. Aiuta a emulsionare gusci, amido e limone in una crema omogenea, facile da risciacquare. Immagina tua nonna con il suo panetto d'olio d'oliva, odore pulito, semplice, terroso. Collega il nostro rimedio siciliano a una tradizione di purezza naturale, semplice ed efficace. Prepara la tela della pelle, perfettamente pulita e pronta ad assorbire i benefici. Ora uniamo tutto passo dopo passo, con calma. Ora che comprendiamo la magia di ogni ingrediente, è il momento di unirli. Prepara uno spazio pulito, lava le mani e gli utensili. Raduna le semplici misure: 2 cucchiai di gusci di mandorla essiccati, 1 cucchiaio di amido, 1 cucchiaio di sapone grattugiato, 1 cucchiaino di succo di limone, 2-3 cucchiai di acqua tiepida. Il passo cruciale: riduci i gusci a polvere molto fine, simile alla farina. Strofinala fra le dita, morbida, non tagliente. In una ciotola pulita unisci polvere di gusci e amido, mescolando fino a uniformare. Aggiungi il cucchiaio di sapone di Marsiglia grattugiato e amalgama con le polveri. Un mix rustico, fragrante e terroso. Prenditi un attimo per apprezzarlo. Versa lentamente l'acqua tiepida mescolando. Il sapone si scioglie e nasce una pasta morbida. Cerca una consistenza da yogurt denso, non troppo liquida, non troppo solida. A crema liscia, aggiungi il cucchiaino di succo di limone e mescola bene. Lascia riposare circa 5 minuti. Se troppo densa, una goccia d'acqua. Il tuo antico rimedio siciliano è pronto, fresco e potente. Conserva in barattolo di vetro pulito, in frigorifero. Resta fresca ed efficace per circa 7 giorni. Meglio usarla la sera. La pelle lavora di notte e si evita il sole dopo l'uso. Prepara il viso. Detergi con acqua tiepida e tampona senza strofinare. Ora l'applicazione. Un piccolo regalo serale di cura per te. Con le dita pulite o un pennellino, prendi una piccola quantità. Stendi uno strato sottile ed evita accuratamente contorno occhi e labbra. Massaggia per circa 1 minuto. I gusci esfoliano, rimuovono cellule morte e stimolano la circolazione. Sii delicata, soprattutto sulle imperfezioni. Lascia agire 10-15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida finché la pelle è pulita. Tampona e, se serve, una crema idratante leggera non comedogenica. Inizia 2 volte a settimana, poi 3 se la pelle lo tollera. Ascolta sempre la tua pelle. È parte di un puzzle. Detersione mattino e sera. Idratazione adeguata e protezione solare ogni giorno. Bevi acqua. Segui una dieta equilibrata con frutta, verdura, cereali integrali, olio d'oliva e pesce. Riduci lo stress con camminate e natura. Come Sofia, la chiave è la costanza. I veri benefici arrivano con l'uso regolare nel tempo. Importante: questo è un rimedio cosmetico tradizionale, non un medicinale. Non sostituisce il parere di un medico. Per acne severa o dolorosa, consultate un dermatologo. Prima dell'uso sul viso, fate sempre un patch test. Se compaiono rossore, prurito, bruciore o eruzione, non usate la crema. Il limone può aumentare la fotosensibilità. Evitate il sole per almeno 24 ore dopo l'applicazione e usate quotidianamente un SPF alto a largo spettro. Non applicate su pelle rotta, ferite o piaghe che perdono siero. Abbraccia questa tradizione con gioia e saggezza.
La pazienza, unita alla natura e alla cura di te, può trasformare il tuo percorso. Detergi, applica sottile, massaggia 1 minuto, attendi 10-15 minuti, risciacqua, idrata leggero. Ripeti 2-3 volte a settimana. Ricorda, consulta il dermatologo quando necessario e proteggi sempre la pelle dal sole. Alla prossima, con la luce gentile della Sicilia sulla pelle. E se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale.